Consegnate ieri le onorificenze di ufficiali al merito della Repubblica Italiana, meglio conosciuti come cavalieri, nel corso di una cerimonia svoltasi in prefettura dove hanno partecipato i sindaci dei comuni della provincia di Agrigento, le massime autorità civili e militari, come momento di scambi di auguri natalizi che il prefetto Diomede insieme alla sua famiglia ha voluto fare. Ad allietare la serata anche le canzoni eseguite dagli studenti dell'Istituto Agrigento Centro. Tra le onorificenze anche quella assegnata allo stesso prefetto di ufficiale dell'Ordine al Merito, una sorpresa che in pochi sapevano. La pergamena è stata consegnata dal cardinale Don Franco allo stesso Nicola Diomede. Gli attestati sono andati inoltre a Luigi Marletta e Gaetano Rago dell'Arma dei Carabinieri, a Saverio Montante, maresciallo della Guardia di Finanza, a Calogero Arrigo, vigile del fuoco, a Francesco Iacono, avvocato, a Emanuele Farrugia, artigiano, a Salvatore Rizza, pensionato, a Calogero Mattina, funzionario dello Stato, ad Accurso Addalia, carabiniere, e come ufficiale ad Antonio Sodano, carabiniere in pensione. Le onorificenze sono un riconoscimento nei confronti di quelle persone che si sono particolarmente distinte, valutate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento del Capo dello Stato, è un riconoscimento. Inseriamo questo riconoscimento, questa giornata particolare all'interno di questo clima natalizio, quindi la consegna delle onorificenze è stata per me l'occasione di fare gli auguri qui in prefettura, riprendendo un'antica tradizione, ma se 2 anni fa, se ricordo bene, venne il coro di Santa Cecilia, quest'anno i protagonisti sono i ragazzi che vedete qui, i loro canti natalizi. Ma è un augurio anche attraverso voi a tutti quanti gli abitanti della provincia di Agrigento. Tra le sorprese della serata anche un'onorificenza a lei, prefetto, se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, nel senso che è arrivata proprio in questi ultimissimi giorni, è un'onorificenza di ufficiale. Io avevo avuto, e me l'aveva consegnata a suo tempo il prefetto Postiglione, quella di cavaliere. Credo fosse il 2010, ecco, a distanza adesso di 6 anni quella di ufficiale. Ringrazio il Presidente della Repubblica e il Ministero dell'Interno per avermi dato questo importante riconoscimento. Essere presente a certi momenti quando è possibile fa sempre piacere, perché premiare significa accorgersi di qualcuno che ha fatto qualcosa e questo diventa per tutti motivo per fare qualcosa in più, anche se i premi non arrivano, ma il premio è l'averla fatta. Ai tanti insigniti dell'Ordine di Cavalieri della Repubblica notiamo che ci sono tantissimi dell'Arma dei Carabinieri. Che significato assume questo? Ma vuol dire che è un riconoscimento che premia il lavoro svolto da queste persone nel corso della loro attività istituzionale, che fa piacere a tutta l'Arma dei Carabinieri. Sono contento di questo riconoscimento, in effetti è un riconoscimento che dà diciamo, una continuazione a quella che è stata la mia attività di insegnante e di avvocato in questo territorio agrigentino. Sono molto fiero e lo dedico a mio padre, che da artigiano ha lavorato per tutta la vita, fino all'età di 98 anni. Io oggi sono fiero di essere artigiano e figlio di artigiano. Ed ho ricevuto questo, non so, sono diventato cavaliere per ciò che ho fatto e per tutte le cose che ho fatto nella mia vita, e sono veramente tante.